Sant'Antioco, essendo un paese a prevalenza agricolo e pastorale, non poteva avere naturalmente delle ambizioni marinare. Però, strada facendo, ha avuto la necessità di sfruttare il mare. La tradizione, che è venuta praticamente dai maestri d'ascia Carlo Fortini, si è trasportata a Sant'Antioco e si è tramandata di padre in figlio. Ero appresso a mio padre sin dall'età di 3 anni e mi portava dappertutto. Pian pianino mi sono appassionato al mestiere e ho iniziato la prima imbarcazione all'età di 13 anni. Ho costruito un'imbarcazione piccola di 6 metri, che tra l'altro mio padre l'aveva venduta e mi aveva conservato i primi soldi. Con l'andare del tempo ho imparato pure a progettare ogni tipo di imbarcazione, dalla prima di 6 metri e sono arrivato ad oltre i 20 metri. Sin da bambino frequentavo il cantiere di mio padre che costruiva le imbarcazioni. Viene fuori la passione della costruzione man mano che si cresce. Un periodo per costruire un'imbarcazione si andava nei campi locali, nelle boscaglie, per tagliare degli alberi isolati per poterli spaccare poi a tavole. Per la costruzione delle imbarcazioni si utilizzavano legnami che erano nelle vicinanze perché venivano segati direttamente sul posto e utilizzati per la costruzione. Potevano essere gli olivastri, i lamponi, tutti gli alberi che oggigiorno non si possono più utilizzare. In quel periodo però, risalgo io sempre agli anni 45-50, venivano lavorati più che altro con l'ascia. È uno strumento tradizionale che i nostri antenati usavano al posto della piala, però quando veniva lavorato un tronco con l'ascia è come se fosse stato piallato stesso. Con questa qui si lavorava una parte del materiale perfetto come viene lavorato oggigiorno con le macchine elettriche, seganastro, piale. Quando tagliava bene si affilava talmente al punto che faceva la barba. Con l'andare del tempo e con lo scarseggiamento di queste piante siamo stati costretti a rivolgersi nelle segherie del continente che forniscono esclusivamente cantieri navali. Con i trasporti si possono utilizzare materiali che provengono dall'Indonesia o piuttosto che dall'Africa. Quindi si ha una scelta più vasta dei materiali e si può fare delle rifiniture molto migliori rispetto a un tempo. Le imbarcazioni, in ogni parte della sua struttura viene utilizzato un tipo di materiale diverso dall'altro. Partendo dalla chiglia e tutta la struttura ossea, si può utilizzare la quercia che sarebbe un materiale molto più indicato rispetto ad altri. Salendo sopra la coperta ci sono i bagli che sorreggono il ponte, che anche lì potrebbe essere un materiale ancora diverso, mentre invece in altri punti dello scafo praticamente verrebbe utilizzata ancora altri tipi di materiale come frassino, come olmo. Il fasciame invece è ancora diverso, che potrebbe essere utilizzato sia l'irocco sia il pino marino. Una volta che il committente dà l'ok per la costruzione, viene progettata direttamente dal maestro d'ascia. Per costruire un'imbarcazione si parte dal modello. Queste tavolette, che sono tutte unite, composte così fino a formare lo scafo dell'imbarcazione, si chiamano linee d'acqua. Alla fine viene smontato tavola per tavola e riportate tutte le dimensioni in scala, cioè dimensioni naturali per poter rilevare le sagome di tutta la struttura interna. Con uno di questi se ne possono costruire sia uno o tanti altri di imbarcazioni, sempre della stessa forma, però non può variare né di lunghezza né di larghezza. Dovendo cambiare tipo di imbarcazione, dovremmo ricostruire un altro modellino. Quando si inizia una barca, il primo pezzo da impostare sarebbe la chiglia. Dopo la chiglia ci sarebbe la ruota di prua col dritto di prua da innalzare verso l'alto. Dopo uniti tutti questi pezzi, vengono allineati, impiombati, livellati. Una volta fissate queste, allora si incominciano a impostare le ordinate a distanza ravvicinata. E si continua ad andare verso l'alto, impostando la prima tavola che si chiama cinta, la seconda si chiama sottocinta. Dopo ci sono le parti interne che si chiamano dormienti, dove vengono incastrati tutti i bagli per fare il ponte.
Dopo il ponte ci vanno altri pezzi che si chiamano dei trincarini, dove vengono emessi degli scalmotti per fare tutta l'impavesata, e da lì si cammina sempre verso l'alto. Una volta sistemati tutti questi pezzi, allora nell'intermedio vengono impostate delle tavole, una sì e una no. Devono combaciare alla perfezione tipo tappo di bottiglia, cioè devono entrare a forza tra una tavola e l'altra con un sistema conico che spinge tutte le tavole una presso l'altra. Navigare con queste imbarcazioni è una sensazione d'altri tempi, dove praticamente le attrezzature non erano assistite, non c'erano i winch che ci davano una mano d'aiuto. Quando ero ragazzino io, si costruivano piccole imbarcazioni, per esempio tipo gozzo. Per lo più in questo periodo si sono costruite maggiormente vele lattine per scopo regatistico, un po' per diporto. Il gozzo è quello più frequente. Sentire la barca che scorre sull'acqua, una propria creazione che si spinge sull'acqua, insomma, dà una sensazione diversa dell'affrontare l'acqua con una imbarcazione qualsiasi, insomma. I suoni dell'imbarcazione stessa mentre affronta l'onda, i legni che comunque si muovono simultaneamente al moto ondoso.